Eccoli in azione, immortalati dalle telecamere di videosorveglianza. Uno dei malviventi distrae il conducente indicando qualcosa di lontano. Il complice, intanto acquattato dietro l'auto, apre lo sportello e ruba. Agivano sempre di notte dalle 22 alle 5 del mattino e colpivano nelle aree di servizio autostradali rubando nelle auto in sosta. È una banda di kosovari, quella sgominata dalla polizia stradale di Udine, banda che colpiva nelle aree di servizio della A4 dal confine con la Slovenia fino a Verona, Cervignano, Portogruaro, Cessalto, ma a volte i banditi si spingevano fino oltre Modena per poi tornare indietro e tornare a colpire nelle aree di servizio sulla careggiata opposta dell'autostrada. Le tecniche utilizzate sono quelle della distrazione degli automobilisti con scuse varie o fingendo di chiedere informazioni stradali, oppure, eccoli in azione, quello della foratura dello pneumatico per poi derubare gli automobilisti mentre cambiano la gomma. Le vittime venivano scelte sempre con cura. Prevalentemente turisti stranieri in transito, a seguito normalmente hanno contanti, oggetti a volte di valore, non sporgono denuncia sul territorio italiano e quindi garantiscono una sorta di impunità ai ladri. Molti i colpi riusciti, ma alla fine la banda è stata sgominata. Ecco, mentre uno dei ladri viene bloccato dagli agenti in borghese che stavano indagando. 7 complessivamente gli arrestati, 4 in flagranza, 3 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare. L'ultimo dei banditi è ancora ricercato. La diffusione delle immagini per mettere in guardia gli automobilisti in vista delle prossime festività natalizie. Mostrare agli utenti qual è l'astuzia, qual è il modus operandi per permettere loro in prossimità delle prossime vacanze natalizie di poter essere più cauti e attenti quando naturalmente si fermano per rifolcellarsi per un ristoro all'interno delle aree di servizio.